Pensiero del giorno martedì 26 novembre. Ravvivare la speranza. La speranza non viene meno. Lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5. Questa parola della scrittura ha un vero fascino. Paolo passa dalla tribolazione alla pazienza, dalla pazienza all'esperienza, dall'esperienza alla speranza di cose buone lì e anche qui. È così logico, ma è la logica della vita soprannaturale. Sì, proprio così. Nelle tribolazioni quotidiane della vita, esercitando la pazienza nella carità, si viene illuminati interiormente. Questa è l'esperienza. L'esperienza conosce e penetra tutto e ci insegna ad andare avanti senza scoraggiarci, senza illuderci, senza esaltarci. In altre parole, ci insegna a procedere bene. Da qui la speranza di arrivare là ai beni promessi e qui al centuplo. Questo insegnamento dell'esperienza che dispone l'anima alla speranza è come una luce accesa sotto il ricamo di un arazzo tessuto con le tribolazioni del giorno e che risplende radiosa sopra di esso. E vediamo che la speranza nata dall'esperienza, dalla vita soprannaturale in noi, è una virtù molto alta, molto vicina alla carità. Infatti San Paolo dice che la speranza non viene meno, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato. Chiara Lubick, Scritti Spirituali 2, Città Nuova, editrice. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.